Oggi come ospite della rubrica di Veneto Globe Voci da abbiamo una persona che studia l'antichità, l'archeologo bellunese Diego Battistoni. È un archeologo cadorino che normalmente vive in Cadore, ma ha un raggio d'azione anche nel Veneto e anche fuori del Veneto. Nonostante la sua giovane età, ha ormai acquisito una grande esperienza sul territorio, non solo bellunese. Subito dopo la laurea ha iniziato ad interessarsi dei siti archeologici dolomitici, non solo cadorini, ma dolomitici, collaborando con il gruppo archeologico cadorino. È uno dei fondatori dell'associazione Trame di Storia, che da qualche tempo si occupa e segue molto da vicino la scuola. Da qualche tempo è anche direttore del museo Vittorino Cazzetta di Selva di Cadore, nel quale si trova Valmo, l'uomo di Monteval. Poi spiegheremo che cos'è. Buongiorno e benvenuto nel programma delle voci, che questa volta una di queste proviene dall'antichità, addirittura dal Mesolitico. Dottor Battistoni, quando ha iniziato a interessarsi di archeologia? Buongiorno, di archeologia non lo ricordo. Avevo già questa passione da bambino, girando per i campi e trovando le prime cose. Ho iniziato a interessarmi e avevo la passione di studiare la storia, quindi rimonta molto indietro. Lei ha la fortuna di essere nato in Viva Valle, una zona archeologicamente molto bella, molto storicamente anche ricercata. Ecco, lei poi dove si è laureato? Io mi sono laureato a Padova. E dopo quanti anni di studio? E dopo, calcolando, sì, lo studio dopo la carriera universitaria. E, sì, 5 anni di carriera universitaria in cui avevo intrapreso già a lavorare nell'ambito archeologico. Cioè praticamente quando si è laureato era già una persona quasi esperta, perlomeno del settore. Sì, diciamo che avevo iniziato a lavorare con alcune ditte del settore nel corso degli studi. Ecco, lei adesso è direttore del Museo Cazzetta di Selva di Cadore. Sono il responsabile della gestione del museo Vittorino Cazzetta. Se non è pane è focaccia, la stessa cosa. Sì. No, ma qui in quel museo c'è uno dei personaggi molto famosi in archeologia, perché è lo scheletro di un uomo di circa quanti? 8.000, 7.000 anni fa. 8.000 anni fa. Ma come si chiama? Perché si chiama Valmo? Si chiama Valmo, è una scelta che abbiamo fatto ormai 3 anni fa con i colleghi di Trame di Storia, perché ci eravamo resi conto di un problema che aveva questo uomo e questo museo. Un museo ben fatto, museo noto, ma che stentava a essere noto al grande pubblico. E anche questa scoperta stentava a essere nota al grande pubblico. Perché? Perché l'uomo di Mondeval, come molti altri uomini e donne della preistoria, non sono spesso sulle prime pagine delle notizie archeologiche in Italia, in Europa e nel mondo. Se escludiamo Ezzi, la mummia del Similaun, che per la qualità sorprendente della conservazione al momento della scoperta ha fatto il giro del mondo questa notizia, le altre sepolture preistoriche non presentano questa fortuna. Poi la scelta e quindi da qui c'è derivata un attimo la riflessione sulla scelta del nome. Diamogli un nome perché? Perché arriva prima all'esperienza del pubblico.
ma anche dando un nome a una cosa, dando un nome non a una cosa, a una persona acquista una sua dignità, ed è una scelta che ha ripagato, soprattutto con i bambini, nel senso che nel meccanismo di apprendimento, il fatto di avere un nome lo identifica con un uomo e non con un reperto, che per noi magari non è così la distinzione, ma per un bambino sono due cose completamente diverse. Ecco, Diego, scusi, voi avete fatto una cosa straordinaria, avete ricostruito addirittura l'immagine di questo personaggio di Mondeval, che gli avete dato una sembianza che è quasi di un uomo moderno. Sì, più che altro, più che la sembianza di un uomo moderno, è un uomo moderno, è un sapiens come noi. Quindi siamo uomini della stessa specie. Abbiamo fatto questo passo, cioè la ricostruzione del volto, che non è puramente ai fini di curiosità, ma è una ricostruzione scientifica molto ben fatta in collaborazione tra di noi del museo, l'Università di Ferrara, che ha condotto le ricerche e conduce ancora le ricerche sull'uomo di Mondeval, su Valmo, e con la ditta Arcteam di Trento. E quindi il risultato è notevole. Questo uomo, che non dobbiamo stupirci che sia simile a noi, perché è un uomo come noi, un sapiens, e che era un uomo che sicuramente aveva una vita straordinaria, nel senso che immaginiamoci questo cacciatore di Stambecchi e Camosci, morto a circa 40 anni, 8.000 anni fa, nelle condizioni di allora, in un'Italia completamente coperta da foreste. Era sicuramente un uomo forte, un uomo resistente, un uomo che aveva avuto un'esperienza di vita molto intensa, e ciò ci testimoniano i reperti sepolti con lui. Ecco, c'è una cosa, lei diceva prima che mentre la mummia di Bolzano ha avuto un grandissimo successo, quello, diciamo, il ritrovamento di Mondeval ne ha avuto meno. Ma non è anche perché specialmente nel Veneto ci sia un problema di esterofilia, che quello che è più distante è più interessante che non quello vicino? Ma secondo me il problema di esterofilia è relativo. Il problema di esterofilia secondo me c'è un po' dappertutto. C'è un po' dappertutto. E lo vediamo nei musei. Molto spesso il museo è più conosciuto fuori dalla provincia di Belluno che non nella provincia di Belluno, anche se ultimamente questa cosa è in diminuzione. D'altra parte la situazione è molto complessa, e stavo ragionando proprio in questi giorni. Cosa succede? Cosa è successo per Ezzi? Ezzi trovato sul confine di Stato tra Italia ed Austria, in un punto sullo spartiacque austriaco, ma sulla linea tra i due confini, quindi in territorio italiano. Scoppia una polemica. La polemica sappiamo che è uno strumento pubblicitario notevole. Viene trovata questa mummia e si capisce, una volta portata in Austria, che si trattava non della mummia di un scalatore, di qualcuno morto qualche centinaio di anni prima, ma di qualcuno morto nell'età del rame. Mai trovata una mummia così antica. E questo fa il giro del mondo. Come si dice, la notizia poi poi c'è un'altra contestazione, che è quella: se è stato trovato in territorio italiano deve arrivare a Bolzano. E quindi quando inaugurarono il museo, avevano già una base pubblicitaria notevole. L'uomo di Mondeval è una sepoltura molto importante, più antica di quasi 3.000 anni rispetto a Ezzi, con degli oggetti all'interno che sono straordinari, circa 60 oggetti. Tra questi oggetti abbiamo anche del propoli, abbiamo anche della colla a base di resina, abbiamo
pezzi di un trapano, parte di un trapano ad archetto, strumenti che di solito non si conservano. È più difficile però farlo conoscere. Io partirei comunque da un risultato importante, che comunque rende l'uomo di Mondeval più conosciuto di molte altre sepolture preistoriche in Italia o nell'arco alpino. Pochi conoscono la sepoltura mesolitica di Mezzocorona in Trentino. Pochi conoscono la sepoltura dell'uomo di Villabruna, pochi conoscono la sepoltura di Faro Tagliente nel Veronese. È più conosciuto l'uomo di Mondeval. Perché questo? Perché c'è stata un forte interessamento, una grande capacità, una forte spinta perché l'uomo di Mondeval sia esposto nel territorio. E questo ha portato, grazie agli amici del Museo di Selva, grazie a ben 4 amministrazioni comunali che si sono susseguite, la creazione del Museo Vittorino Cazzetta, che è un museo all'avanguardia, e con all'interno l'uomo di Mondeval, che è il pezzo forte. E quindi da qui parte il nostro lavoro per farlo diventare più noto. Quindi da una base molto solida. Possiamo fare un invito a tutte le maestre delle scuole elementari che mettano nel loro programma una visita? Ma volentieri chi volesse mettere nel programma una visita. Noi facciamo molti laboratori di archeologia sperimentale, archeologia imitativa, che è basata sulle sperimentazioni, quindi sull'archeologia sperimentale. In questi giorni abbiamo anche adeguato il nostro canale YouTube, Trame di Storia. Se volete vedere, iscrivervi al canale, potrete vedere anche dei piccoli laboratori che i bambini possono fare a casa insieme ai genitori. Ovviamente quelli in museo o nei siti che gestiamo sono più complessi e più strutturati, ma intanto anche per dare un segnale di vicinanza. Oltre che con la scuola, l'archeologia ha un legame molto forte anche con il turismo. Quando tornerà il turismo, sì. Ecco, questo perché io ho avuto l'esperienza di gruppi che arrivano dalla Germania, dall'Austria, per visitare il vostro museo. Sì, è vero. Selva di Cadore, diciamo, è in Val Fiorentina, quindi siamo tra il Monte Pelmo e appena sotto il Passo Giallo, quindi nel cuore paesaggistico e anche geografico delle Dolomiti. È anche una valle che ha un ottimo turismo sciistico invernale, e quindi il museo, per forza di cose, deve essere una parte integrante, una parte fondamentale all'interno dell'offerta turistica, anche perché è una chiave, anzi non una chiave, fornisce più chiavi di lettura del territorio. È un museo che parte dalla formazione delle Dolomiti, dalla geologia, passa alla paleontologia, con le prime piste fossili, quindi serie di camminate di impronte di dinosauri trovate in Italia, quelle del Masso del Telmetto, trovate nel 1980 da Vittorino Cazzetta, passa alla preistoria con Mondeval e quindi la frequentazione dei pascoli alti delle Dolomiti dopo l'ultima grande glaciazione da parte di questi cacciatori raccoglitori. E poi nella nuova sezione inaugurata nel 2018 troviamo la prosecuzione dell'archeologia, che si basa su un filo conduttore che è questo: come mai l'uomo ha frequentato l'alta quota. E quindi vediamo la frequentazione dopo la preistoria da parte dei pastori, i confini romani, che sono i limiti storici del Cadore verso l'Agordino, lo sfruttamento delle risorse del pascolo e del bosco in epoca medievale, la nascita delle regole e tutte queste cose qui. Ecco, io a questo punto mi fermerei per oggi,
e però dandole un appuntamento per parlare degli altri siti del Cadore, perché il Cadore e le Dolomiti hanno tanti altri siti, da Lagole al Monte Calvario, a Agogna e a tanti altri. È d'accordo lei con me? Ti Volentieri, possiamo dare un volentieri. appuntamento, magari fra una settimana, 10 giorni, per un Volentieri, secondo incontro? Allora assolutamente. noi ringraziamo, sì, ringraziamo Diego Battiston, l'archeologo Diego Battiston, e ci diamo appuntamento per un prossimo incontro, diciamo fra 8-10 giorni, qualcosa di simile, sperando che anche la coronavirus se ne sia andata, magari Speriamo. sotterrata, no? Io ringrazio Diego Battiston, ringrazio gli ascoltatori e ci risentiremo una prossima volta per parlare degli altri siti cadorini.